Faccin al termine di una gara che era iniziata al fulmicotone, poi però insomma i valori sono usciti, la stanchezza mi sembra anche pesata tantissimo. Sì, è stata una gara molto dura, noi eravamo partiti col piede giusto, poi il Forte è riuscito ad andare in vantaggio e per il resto della partita è stato dura anche perché si sapeva eravamo due in meno e lo sapevamo, noi eravamo venuti comunque con una mentalità vincente perché la volevamo vincere, poi sì, può essere che anche la stanchezza e tutto si sia sentita, anche perché il Forte è una squadra che spinge e ha tutti i giocatori intercambiabili, quindi non è stato per niente semplice. Al di là delle 7 reti subite, una difesa che ha concesso, lo so, adesso sembra una battuta cattiva, insomma, comunque mai un tiro molto pulito. Quando il Forte ha trovato il tiro pulito, purtroppo per voi è successo quel che è successo. Sì, sappiamo che il Forte è una squadra veramente tosta, quindi quando gli lasci quel metro ti puniscono. E noi, come dicevo, abbiamo cercato di mettercela tutta, pur essendo in due in meno, però adesso noi dobbiamo pensare già alla prossima partita, dobbiamo pensare a sabato e soprattutto cercheremo di rifarci in Coppa Italia quando torneremo qua. E questo è quello che è stato detto da tutti, ci sarà un appuntamento importante anche perché insomma, la storia di queste due squadre negli ultimi anni è quella che ha caratterizzato il campionato. Coppa Italia con la formazione al completo. Esatto, torneremo tutti insieme, quindi sarà una partita diversa e cercheremo sicuramente di rifarci dopo il risultato di stasera. E poi insomma fra pochi giorni si gioca subito un'altra gara, perciò insomma metabolizzare subito la sconfitta e pensare oltre. Esatto, no, già da adesso dobbiamo pensare già alla prossima, a ripartire, ci alleneremo a testa bassa e penseremo subito a vincere la prossima partita. Bene Ale, ti ringrazio, alla prossima. Grazie, arrivederci.